che facevano una vita incredibile, perché partivano di notte, stavano tutto il giorno a salciare e a seccare il fieno e rientravano la sera. Ogni tanto passava qualche tedesco, qualche alpinista a piedi che chiedeva ospitalità nella casera, allora gli davamo da mangiare, da bere. La mucca non andava 50 centimetri più in là, nel suo posto, e marcava con un hop, era bianca e rossa e andava sempre lì, tutte. E un detto, vado come le mucche nello stesso posto. E forza che filare la lana, avevo consumato anche qua, sai, le dita. Ho camminato 2 metri con la vipera e sono andata vicino dove era il cane, sotto un albero. Alle la passione, Caterina. Nel 68 sono tornato, sono venuto qua su insieme con mio cognato e Piero della Latte, che facevamo il formaggio e con i soldi della lana si faceva le spese tutto l'inverno. E qua ho 12 anni qua. Ho fatto un pre-maggiore quando 5 anni. Allora, 5 anni. Di passione di fare pastore, occhio di piccolo e mi ho imparato tante cose quando ero in Romania, mungevo le pecore. Mia mamma faceva tutti i giorni una polenta così perché il pane era poco. Intemperie, borrasche, saperli dove la notte metterli a riparo un po' dalle correnti d'aria, dai pericoli, dai lupi, dagli animali selvatici, dai predatori, perché sono quelli che ti fanno, capisci? Perché la montagna non è come tu la vedi adesso, era pulitissima, qua giù non esisteva nessuna piantagione, era tutta sfalciata, tutto. Le fermava col ginocchio, no? Perché io ero piccolo e allora ogni tanto me ne lasciava qualcuno a me e la mungevo anch'io. Qualsiasi animale ti vuole tanto occhio, perché oltre le mucche adesso non ce l'ho più, avevo le pecore, ero l'allevatore custode, anche quello più vecchio d'Italia, formava la panna allora con il dito, facevi il giro della bacinella, no? E dopo te lo succhiavi, era buonissimo.